Bentornati, ripartiamo con il vero o falso. Anche a Brindisi il Brindisi si chiama Brindisi, vero o falso? Vero. Stefano. Per salire in groppa ai dromedari i beduini usano sempre una scaletta, vero o falso? Falso. Falso. Fanno accovacciare il dromedario, ovviamente. Barbara, nella traduzione italiana della fiaba dei Grimm, il principe azzurro di Biancaneve si chiama Gustavo, vero o falso? Vero. No, è falso. Si chiama principe azzurro. Proprio... Anzi, non è nemmeno chiamato principe azzurro. Non si sa. Ciao Cinzia! Ma c'è anche Silvio! In Irlanda, Ma con anche i tre bimbi! sacerdoti Ciao Pip, ciao Bianca, ma come siete cresciuti? Oh, ma siete proprio tutti, eh! Ciao Rita, ciao Marci, ciao Kate, ciao Gio! Ti sei ritrasferita a casa alla fine? Guarda, Oh, Jackie, te il colloquio come è andato l'altro giorno? Oh, Mala! Saluta, dai! Salve. Mala, come stai? Sei inutile che mi parli tanto il napoletano, non capisco. Ci riprova perché è il nostro campione. Linea al TG1, a domani. Ma che sguardo, dire calde. Andrea, chiudi la porta per piacere, che non riesco a sentire cosa dice la Franci. Madonna, quanta gente! Chissà quanto hai dovuto lavorare! Come al solito, siamo in tanti in famiglia e c'è sempre chi lavora invece chi mangia e basta. Mi è venuta in mente una sbragherata che devo farti. Paolo e la Nicoletta si sposano. No, sei seria? Certo che lei è proprio una bronza coperta. Che roba è quella lì? Scusa? Ma l'ho detto veramente in veneziano? No, non tantissimo, è una streghetta, ma vai, Devi buona, dire, dai, vai via che devo parlare vai. con la Franci. Ah, ma si sente veramente così tanto? No, dai, conosci il papà, stava solo prendendo in giro. Sì, quel raffreddore lì? Ma no, mamma, non è niente, sono un po' di raffreddore. Ma Giulia invece come l'ha presa la notizia? No, dai, Giulio è tranquillo. E poi adesso si è iscritta all'università, anche lui di lingue, mi sembra. Come me? Quindi anche lui viene a Venezia? Ma secondo te Giulio non si muove mica, da Carpi? Ma assolutamente. Io ho capito che è a Modena. Lingua a Modena. Sì, deve essere un nuovo corso, mi ha detto sua madre. Ascolta, a Natale, quando poi vieni a casa... Mamma, ti ho detto che devo lavorare a Natale, non ci sono. Franci, stai scherzando? Tu a Natale vieni a casa, non esiste. Natale è importantissimo e tu lo devi passare a casa. Devo tenere i figli dei Boscolo. I figli chi li ha fatti? Lui? Bene, se li porta dietro. Mamma, sai come funziona qua al nord? Ma che no, Venezia è a 1 ora e mezza da qua, non rompere. Solo perché dall'altra parte del Po, che cavolo è il nord? Mamma, prometto che torno la settimana dopo. Va bene, Franci. Come al solito fai quello che vuoi. Sarà un altro Natale senza di te, pazienza. Però aspetta un attimo. Andrea, cosa stai facendo? Fred, ciao amore, ci vediamo la prossima volta. Ciao mamma, ti voglio bene. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say... No, non che credo, che segnaluppi. Ma si de merda! Dai, fioi, dai! Mamma, sei tu.
Ho fatto un incubo. Ero in una città piena d'acqua. Mamma. Mamma. Fra? Dai, Fra! Mala. Oh, ma dove sei le mie braghette? Cioè, dai, ti capivo quei bianche con strisce rosse. Ti ricordi quel che avevo l'altra volta? Fra? Come si dice in arabo, posso accompagnarvi io? Ma queste sono le mie braghette? Ma che cazzo dici? Ma mi morti Lorenz, ti sa che mi dà fastidio quando ti metti le mie robe? Prendile, no? Prendile. Ara Lorenz, che ti non stiamo fate rubato un calcetto. Fioi, per non perdere braghette, madonna di Dio, dai, che sta anche a male a fia. Come stai, Fra? Insomma, C'è ancora un po' caldina? Vuoi che ti preparo una tisana? magari. Te la porto subito. Grazie. Fra, dove hai messo il pentolino, quello piccolo? In alto a destra, sopra il lavandino. E la tisana, quella tua al sedano, dov'è? Di fianco al caffè. Dove? Di fianco al caffè. Parla un po' più forte, Fra, che non sento. Ho detto di fianco al caffè. Ma vuoi caffè? Tutto a posto, amore? Cazzo! Fra, vieni un attimo! La bolletta del gas! Che c'è? Scade il 23 dicembre, oggi. E quindi che va? Mi? No, di sicuro. Cioè, se sei tanto che vedo gli skate vuol che vada da me. E quindi Fioi Lorenz fai tu. Fai te allora, Pala. Come faccio, Fra? Ho appena fatto la lavatrice di tutti i pantaloni. Ho capito, vado io come al solito, grazie, eh. Oi. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, raga, veramente non avete pagato neanche la luce? Cioè, mi state dicendo che io dovrei uscire di nuovo per andare a pagare la bolletta? Col cavolo che ci vado, siete proprio delle teste di cazzo. Buon Natale! Visto che non possiamo festeggiare il Natale assieme, abbiamo deciso di festeggiarlo oggi. È un nostro modo per farti sentire un po' a casa. Ma come? 3 giorni che avremo su sta roba e ti piangi? Ma non sta piangendo, Mala, è solo che è felice. Grazie, ragazzi. E ti va ancora da vedere cosa avevamo preparato da mangiare? No, aspetta un attimo, faccio una cosa e torno, eh. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall
the most famous reindeer of all. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw... Buon Natale a voi ragazzi, viva! Dai, Fra, facci un bel discorso. No, Fio, se non è un problema vorrei farlo io. Ah, ma buon Lorenz! Da febbraio mi trasferisco in Spagna. I walk like to die, walking to like this soul man, waving down in at your side, walking out with Mary, walking out tonight to die, walking out tonight to Mary. I wanna get in there to time, ma quella notte babbolata, Santa tutti came poi to chiamò. say, Rudolph, Quale sta come lui.